Invisible Man. Buonasera amici di Scratch per la serie Ogni tanto ritornano. Eccomi qua, sono ritornata, Nicola. Mi vengono i brividi. Non lo so, saranno le foglie che stanno scendendo in autunno e la Ilenia viene qua e ha la prosopopea di portarmi via la trasmissione. Ovviamente siamo in settembre, oggi insomma siamo la prima settimana di settembre, si avvicina l'autunno, si avvicina il ciclocross e quindi ritorna il legno. Guarda, non mi dire che forse parliamo anche di ciclocross questa sera. Può anche essere. Può anche essere. Esatto. Possiamo presentare i nostri ospiti? Certo. Mi dai il permesso? Certo. Allora, stasera parleremo di uomini di sport e ti spiego il perché, Ilenia. Mi è venuto così. Siccome vedo sempre tanta gente che parla per niente, sono quelli che poi fanno poco, e vedo tanta gente che invece fa molto nella vita, poi dopo purtroppo succedono anche le tegole nella vita, non ci sono più, vengono ricordati da morti, posto, bravo uomo, ed è una cosa che a me sta profondamente sulle scatole. Quando ci sono uomini in grado di fare delle cose importanti, uno su tutti, vorrei un applauso, anche se loro non sono del ciclismo vero e proprio, per Giacomo Salvador, che così lo saluto. Un applauso, è vero. Presento Federico Bertoncello, che è assessore allo sport di Povo del Grappa. Tanto grazie per essere con noi e fategli un applauso. Anche Orio Mocelin, sindaco di Pove, nonché penna bianca, vero? Di Pove del Grappa. Buonasera a tutti. E poi dopo abbiamo Cristian Leghista. Io parto da te, Cristian. Tra poco abbiamo montato una copertina di questo personaggio importante. Gianni Tona era un allenatore di calcio, però un uomo di sport, un uomo di spogliatoio, quello che gli stavano sulle balle i ballotelli, perché erano un po' montati, però aveva anche una nota di comprensione, andavano educati, quindi partiva dallo spogliatoio, no? E quindi questi uomini qua poi vengono a mancare, la cosa spiacevole è che poi vengono ricordati quando poi dopo in vita li abbiamo tenuti. Allora io ti rivolgo subito la domanda, siamo in clima autunnale, oggi parleremo chiaramente di ciclismo, saremo a San Lazzaro di Savena dove abbiamo fatto una bella gara junior, però una certa dirigenza parla e dice che bisogna fare come la Lombardia, come il Piemonte, che anche se non fanno un trofeo Triveneto o tipo il trofeo Triveneto, va bene lo stesso, vanno lo stesso a medaglie quando ci sono i campionati. Io invece interpreto che sarebbero i ciclisti a dover dire se il trofeo Triveneto è un trofeo da mettere in cantina, va bene, per buona armonia di qualcuno, oppure gli atleti lo desiderano ancora. No. Questo lo chiedo da te, da atleta. No, c'è sicuramente un desiderio, ci sono state tante richieste presso la nostra famiglia con la capo la Ilenia, siamo comunque una famiglia ormai ciclistica e tutti ci chiedono delle informazioni, però sì, è chiaro che il ciclocross ha tratto tante attenzioni in quest'ultimo anno col grande lavoro che ha svolto Giacomo Salvador, non si può mica nascondersi dietro il muro, lui ha fatto un gran lavoro con tutto il suo staff e con tutti i suoi sponsor, ed è giusto, adesso speriamo che tutto vada per la migliore e che venga riconfermato il suo lavoro. Allora Ilenia, io voglio che tu sia pimpante e incazzatissima già da subito. Ma sai quando si parla di ciclocross? Voglio capire, ma serve o non serve? Se non serve, va bene. Serve. Guarda, il prossimo poi, anno posso già dare una l'altro notizia, no? Il Gran Premio Comunità Montana del Brenta, che è arrivato a 36 anni, non si farà più, perché i comuni sono con il patto di stabilità, preferiscono aprire sale gioco, così almeno riusciamo a mettere più tossici dentro che sportivi fuori, ma va bene tutto, noi ci stiamo anche, faremo altro. Però voglio dire, se è arrivato a 33 anni mi pare il trofeo, 34, no? Qui 34, quindi sono 34 anni che oramai è antico da buttare via, oppure c'è un significato? No, innanzitutto la cosa che se ne sono dette un po' di tutti i colori durante questi mesi, io ho ascoltato principalmente, però innanzitutto volevo dire una cosa, ci sono dei grossi personaggi che non ci sono più, Armando Zamprogna, Luciano Rebellato, che si sono veramente fatti il mazzo per unire 3 regioni, quindi in un mondo dove tutto si divide, non vedo perché dobbiamo andare a dividere l'unica cosa bella che 3 regioni hanno fatto insieme, intanto, 1.
2, non è vero che la Lombardia e il Piemonte non fanno niente, perché anzi mi è arrivato oggi un comunicato stampa, io sono appunto parlando di ciclocross anche in ambito nazionale, sono molto a contatto con queste realtà, oggi mi è arrivato proprio il comunicato stampa che verrà fatto un calendario congiunto, quindi un trofeo congiunto Piemonte e Lombardia. Hanno unito le eccellenze della Lombardia, Gino Bortoluzzo che poi insomma è come il nostro Giacomo Salvador, ha mantenuto quelle gare che gli hanno dato supporto e le ha unite con un bel calendario del Piemonte, che l'anno scorso il Piemonte comunque aveva fatto un bel calendario, anche partecipato, quindi avranno un loro calendario, un loro trofeo con i loro premi, con le loro classifiche. Fammi capire, hanno copiato un po', tra virgolette, Sì, copiato la bene. formula bene o male è quella, allora funziona. Però funziona perché comunque quest'anno stiamo notando, e Cristian potrà darmi anche poi conferma, che ci sono molti ragazzi nuovi che si avvicineranno al ciclocross, che lo fanno per preparare. Non dimentichiamoci, Matteo Trentina ha vinto una tappa del Tour de France, Stibar sta vincendo e potrebbe essere anche un protagonista del mondiale. Sono tutti ragazzi che vengono dal ciclocross e che hanno fatto il ciclocross Trentina e Ranca Scorzè per fare allenamento, quindi è una disciplina che serve, è una disciplina che comunque tutti continuano sempre a prenderla a calci, però va avanti e i numeri crescono. Mi fai venire in mente la mamma di Giulio Franzolin che ha avuto un problema la settimana scorsa in una gara, ha detto che lui ha avuto il grande intuito da ciclocrossista di evitare il pericolo, mentre Simeon è rimasto insomma, intruppato in qualche maniera. Vuol dire che il ciclocross lo sentono tutti che serve ed è propedeutico. L'ultima domanda che ti faccio, tra poco manderemo questo piccolo contributo in memoria di Gianni Tona come uomo di calcio, ma non è tanto differente dagli uomini di ciclismo, gli uomini che amano lo sport. E quindi la domanda che ti voglio fare, caro Cristian, è che tu mi hai detto i corridori tutti vorrebbero il trofeo Triveneto. Piemonte e Lombardia si uniscono per vezzeggiare, giustamente, ma questo secondo te è un impoverimento oppure è qualcosa di più? Perché mi pare che i soldi sono pochi anche per la società, quindi se si crea qualcosa anche in Piemonte e Lombardia faranno meno chilometri e qua potremo avere la gioia e gli onori per quelli che sono qua nel Triveneto. Non penso che sia una grande difficoltà. No, perché mi viene in mente che tra poco qualcuno dice ma ce n'è già un altro, si fa concorrenza, non è così. No, al di là di tutto, poi alla fine, sì, parlando praticamente ai fini di risultato, meno male che lo si fa, diciamo, no? Perché comunque è una boccata d'ossigeno e i tempi, si sa, non sono dei migliori a livello di sponsor, perché anche io che gestisco una squadra di ragazzi, insomma, è molto difficile andare in rimangono i migliori però in piedi, Io sono convinto di questo. Sì, rimangono i migliori, però anche i migliori possono anche cadere. Cioè, possono anche cadere, non è facile stare sempre lì sulla graticola, però dai, i tempi, come ho detto prima, sono questi, non bisogna piangere, bisogna andare avanti, guardare serenamente, positivamente e cercare di fare il lavoro meglio possibile, perché c'è sempre il buon detto che i migliori lavorano bene e il lavoro che tu fai viene sempre premiato. Bene, allora adesso mandiamo la copertina dedicata a Gianni Tona. Qualche giorno fa si è tenuto questa bella esposizione, questo piccolo monumento, questa piccola stele, fatto proprio in memoria di quest'uomo di sport che in qualche maniera ripaga, certamente forse i familiari, ma non certo lui. Ecco, e forse questa è una nota che darò io, vorrei tanto che le persone che si sbattono tanto per lo sport, per il ciclocross, ma non soltanto, insomma, fossero riconosciute da vive. E intanto grattati caro Giacomo, perché Giacomo Salvador Poveretto. è uno di quelli che si alza la mattina alle 5 e quindi per allestire un percorso che sia decente, che sia un percorso bello, che sia un percorso che invoglia anche il corridore ad esibirsi in queste bellissime gare. E quindi smettiamola di dire quello lo fa per questo, quest'altro lo fa per quello, perché alla fine sto ciclismo, se continuiamo a dilaniarlo, a criticarlo uno contro l'altro, andrà a finire che veramente non lo farà più nessuno. E quindi lo dedico a Giacomo Salvador nel senso e nel significato dell'uomo di sport che fa qualcosa per i ragazzi. E ricordiamo che il ciclocross, se sbaglio correggimi, partono dalle categorie giovanissimi G5, G6 con delle promozionali e poi abbracciano gli esordienti primo e secondo anno, gli allievi, gli juniores, fino ad arrivare agli under 23 elite. Quindi una proporzione di gente che bene chiarisce cosa vuol dire essere uomini,
di sport e non cazzeggiatori di slot machine. Andiamo avanti col filmato. Lo sappiamo tutti che Pove del Grappa è una cittadina dove la natura e lo sport hanno un rilievo importante. Pove è fatta di uomini, Pove è fatta di ricordi, Pove racconta e non dimentica la sua gente, Pove è terra di gente semplice che vede il futuro della propria popolazione attraverso le migliorie e le attrazioni sportive, chiave essenziale per dare un futuro ai propri giovani. Ma Pove è anche crocevia di iniziativa come quella di intitolare il proprio stadio al mister Gianni Tona. Gianni, un povese vero, un povese con la passione per lo sport, un povese che ha allenato la Bassano Virtus. Gianni, un uomo che non amava parlare molto, ma aveva la passione di insegnare il gioco del calcio, ma ancor prima insegnava ai giovani il valore dell'amicizia. Oggi gli amministratori di Pove del Grappa lo hanno ricordato alle tante persone e autorità con una stele, nulla di speciale, una stele semplice, con un simbolo semplice, che bene fa ricordare la semplicità di Gianni. Mister, lei di Gianni Tona ricorda i momenti importanti che ha dedicato tutta la vita. A lui piacevano due cose, il numero 1, 2, 3 che era il portiere, terzino destro e terzino sinistro, e il calcio di un tempo. Ha dato molto e forse ha raccolto poco. Sì, ma nel calcio non conta, non lo vediamo in questo momento nostro nazionale anche, no? Che non contano gli schemi, non contano gli uomini, nemmeno i soldi contano veramente gli uomini, come è sempre stato e come sempre sarà. Dovremmo ritornare a questi uomini di valore se vogliamo avere un calcio diverso, un calcio bello da vedere e da fare anche. Era un antipersonaggio, lui vedeva Ballotelli come un ragazzo viziato, lui vedeva anche il Bassano calcio un po' un Bassano troppo portato al professionismo e agli eccessi. A lui piaceva un calcio diverso, il calcio dello spogliatoio. Ma Gianni sì, era un umile di natura ed era un appassionato, perciò di conseguenza voleva il rispetto delle regole, ma questo non è detto che non ci deve essere nei professionisti, anzi è la fondamenta per poter fare bene. Io ho avuto la fortuna di fare professionista sia da calciatore che da allenatore, e non si può fare calcio se non ci sono delle regole. Elena Donazan, a me piacerebbe essere ricordato da vivo, no? Gianni Tona era uno di quelli che non aveva mezze misure, riusciva a dire in faccia quello che pensava. A lui piaceva il calcio degli operai, il calcio dello spogliatoio, e oggi lo ricordiamo, almeno che lo sport esporti questo. Anche perché troppe volte parliamo dello sport solo in negativo, allora casi di doping oppure qualche grida un po' più sguaiata o qualche brutto episodio dentro o fuori dagli stadi. Invece oggi parliamo di quello sport bello, quello umile, tenace, vero, popolare, perché il calcio è lo sport nazionale, ma non può essere solo quello della Serie A o solo quello della nazionale, è lo sport dei ragazzi e degli allenatori e di quelli che ci mettono tutta l'anima, come ha fatto Gianni Tona. È per questo che c'era tanta gente oggi, ed è certamente per questa ragione nobilissima di averlo voluto come esempio che l'amministrazione comunale ha fatto questo gesto. Questa amministrazione non sta sbagliando colpi, bisogna pure ammetterlo, con il centro sportivo che sia l'emblema della Civis. È uno stadio che oggi ha un titolo, Stadio Gianni Tona, importante. È importante perché intitolare vuol dire lasciare un segno, lo si fa anche scegliendo alcune strade, lo si è fatto con un luogo dell'educazione, perché scegliere Gianni Tona come esempio non significa solo dedicarlo a uno sportivo, significa dedicarlo a un allenatore, ma a un professore di educazione sportiva, ma a un uomo che con pochissime parole, perché questo è il tratto significativo di tutti quelli che sono intervenuti oggi, era quel silenzio esempio, ma un silenzio mica vuol dire silenzioso perché non voglio star defilato, no, era il silenzio di chi sapeva di avere delle idee, delle posizioni anche scomode e le teneva fino in fondo. Per me è un uomo coraggioso, l'ho detto prima, un uomo a tutto campo, un bravo cittadino, perché ricordo anche che ha voluto metterci la faccia anche in momenti difficili. Questi sono uomini di cui abbiamo bisogno. Ti ricordo volentieri, Gianni, ricordo di te le tue allergie agli eccessi, ricordo di te le poche parole ma gli intensi sguardi di come scrutavi coloro che forse non ti hanno gratificato in vita come tu meritavi. Ma caro Gianni, consoliamoci, è sempre così. Chi in vita è stato un uomo vero come te, la gente spesso lo ricorda quando non c'è più. Sono contento, Gianni, ma vuol dire proprio che tu hai vissuto veramente.
Verità di studio. Allora, io dicevo una cosa prima di mandare questo servizio, non perché ero legato a Gianni Tona, lo conoscevo perché ci prendevamo il caffè al Velodromo Rino Mercante quando allenava i giovani e quindi si parlava di sport, ma questi uomini che lo sport lo hanno avuto nelle dita come un grande compositore di pianoforte, mi è venuto in mente Glerian, un altro uomo che non ha nessun tipo di problema a schierarsi. D'altronde anche in questa trasmissione il 50% sono amici e il 50% sono nemici, è logico. E spesso il 50% degli amici poi diventano un altro 50% di nemici perché non sempre vale la pena parlare bene di Tizio, di Caio, perché sta sulle palle a Sempronio. E quindi alla fine non si sa bene come fare, ma noi oggettivamente ci vogliamo tenere sulle persone che hanno un valore, hanno avuto un valore importante in una società. Quindi Federico, io so che tu te lo ricordi, ti ha anche allenato, anche Glerian ti ha allenato, per cui non voglio dire alla memoria di Gianni, perché Gianni sono sono tutti quelli che si mettono a disposizione. Ecco, per non ripercorrere sempre gli stessi errori, di ricordarci dopo non serve a niente. No, in effetti queste persone sono persone che in vita hanno dato tantissimo e bisognerebbe queste persone qui, come gli esempi che hai citato, Gianni Tona ovviamente, ma anche Ezio Glerian nello specifico che abbiamo visto, persone che io ho avuto anche il piacere personalmente di conoscere direttamente sul campo, ricorderò sempre l'esempio che hanno dato di crescita, di vita professionale, ma umana, cioè del rispetto, di valori, quelle sono le cose che principalmente tu anche da ragazzino di fronte a loro notavi. Cioè, ci stava la lavagna, ma ci stava anche lo sguardo negli occhi prima del partito, prima dell'allenamento, che ti faceva capire tante cose che non sono quelle formali. Gente che parlava poco, tra virgolette, però parlava nel modo giusto, gente che non ti faceva capire che non serve il rumore giusto, ma serve qualcos'altro per andare avanti nello sport, che poi collimava perfettamente con quello che era la vita, il successo nella vita. Quindi io ho sempre visto nello sport, avendo avuto la fortuna di avere queste persone vicino, di capire come quello che ti insegnavano nel calcio poi me lo sono trovato pari pari nella vita, quindi mi è stata una scuola di vita sicuramente utilissima e che non saprei, se dovessi ritornare indietro non ne farei a meno assolutamente, perché mi è stata di un'utilità estrema, e questo penso sia per tutti i ragazzi che appunto hanno la fortuna, io dico sempre, di incontrare nella loro vita delle persone del genere che li allenano sul campo. Bene, allora, tornando al discorso della stele, no, non avete speso un tubo, Orio, perché poi dopo, alla fine, anche qua, mi spiace dirlo, perché è spiacevole parlare di chi non è presente, però so che ci sono state delle critiche perché si poteva intitolare un'altra persona. Allora, alla fine, voglio dire, a me piacerebbe esordire dallo stadio Gianni Tona di Povo del Grappa, ci gustiamo questa partita, suona anche bene. Quindi non è che avete fatto uno sperpero di denaro pubblico, mi pare. No, perché forse la stima che anche la ditta che ce l'ha regalato aveva per Gianni Tona, diciamo, è servito a strappargli questa bella stele. Poi non è stato difficile scegliere. Cioè non c'era confronto fra ex presidenti di associazioni e l'uomo vero, l'uomo insegnante nella vita, insegnante verso i giovani a scuola ed esempio nello sport. Quindi noi abbiamo voluto fare sì che quando uno viene a giocare, chi fa l'allenatore, chi segue, dice andiamo al stadio Gianni Tona e gli faccia pensare a qualcosa. Aver messo altri nomi non avrebbe detto niente. Benissimo, e quindi non abbiamo dubbi sulla scelta. Bene, allora voglio dire, noi abbiamo caldeggiato questa cosa qua, primo perché lo conoscevo io e quindi già per me era una garanzia. Sembra assurdo, questo è calcio, a me non frega niente, calcio, ciclismo. No, ma poi lo sport è sempre sport alla fine. Poi i valori che ci stanno dietro sono uguali. Anche noi nel ciclismo riusciamo a farci del male, voglio dire. Abbiamo delle persone che bisognerebbe non intitolargli un tubo, ma intitolargli che quando dicono una cosa va fatta, perché nessuno si arricchisce col ciclismo, credo. Esatto. Anzi, credo che forse ti impoverisci. Una cosa volevo dire che hai detto prima, che c'è sempre questa mentalità di dire ha fatto quello perché, ma non può, non so, balzare nella testa di qualcuno che uno può farlo perché ha passione. Lo ha fatto. C'è gente che lo fa ancora perché ha passione. Ma l'importante è che si faccia, a me non me ne frega niente. E poi niente. comunque appunto è importante che si faccia, perché molto spesso, sai, il bello è che
quelli che criticano sono quelli che non fanno. Quindi... Perché ti alzi la mattina alle 5 per andare a correre a 2 gradi sotto zero? No, Cristian, e farti la doccia con 0 gradi sotto zero? No, ma è pura passione, sarebbe da fare un monumento a queste persone qua. Beh, anche a voi che partecipate. Sì, no, un divertimento. Noi siamo comunque i premiatori, come si suol dire nello sport, però ci sono dietro le quinte questi personaggi che fanno parte di tutto lo staff che sarebbero da lodare. Angelo, prendi il microfono in mano, poi chiudiamo questa parentesi. Voglio farti soltanto una domanda che è ripetuta Juan, nel senso che uomini di sport crescono dei ragazzi. Qua abbiamo l'esponenza di Football Val Brenta, che è poi dopo un'unione che ha messo in piedi anche Pove del Grappa, abbiamo delle rappresentanze, qua abbiamo dei ragazzini. Sono uomini che hanno mosso e che muovono e danno delle possibilità, oltre alla scuola, di poter raccontarsi, scriversi anche il loro futuro, perché saranno gli amici che si portano avanti fino a quando saranno adulti, gli amici dello sport. Quindi c'è questo da dire, diamo spazio a chi lo ha fatto, chi lo fa, perché c'è un momento particolare. Siamo veramente pieni di slot machine, pieni di macchine da gioco e ci saranno 3 milioni di ragazzi nel prossimo futuro che avranno crisi di dipendenza da gioco, esattamente come l'alcol, esattamente come le droghe. Vogliamo spendere una parola in questo? Penso che chi si dedica la propria esistenza, il proprio tempo libero a far crescere i ragazzi, i giovani, in qualsiasi sport, credo che siano persone comunque da ammirare. Poi c'è chi lo fa appunto per strappare sti giovani alla dipendenza delle slot machine, dei videogiochi e di tutto quello che li porta a crescere una vita sedentaria, una vita di vizi, ma non crescono come uomini. Quindi penso che, come dicevi prima, il fatto che Gianni Tona sia stato uno che si sia dedicato profondamente alla crescita dei giovani, a farli crescere in maniera sana, ad educarli prima di tutto. Penso che ce ne sono tanti altri come Gianni. Gianni noi lo conosciamo per quello che ha fatto nel Bassanese e poi era un nostro concittadino di Pove, siamo onorati di averlo avuto come un vero cittadino di Pove. Quindi a lui vanno tutti gli onori e tutta la riconoscenza, secondo me, il Paese gliela deve. Io ringrazio ancora l'amministrazione per aver colto l'occasione, perché erano maturi i tempi per fare veramente qualcosa di importante per un nostro concittadino. Mi dispiace hai accennato un attimo fa alle critiche che ci sono state da qualcuno, e queste critiche sappiamo da dove arrivano, ma ha detto bene il sindaco, non c'erano in Pove persone che potessero così sostituire Gianni Tona. Secondo me la scelta dell'amministrazione è stata fantastica. E un'ultima cosa, la vecchia amministrazione a Pove, 30 anni hanno amministrato il paese, hanno avuto tutto il tempo che volevano, se volevano dedicare qualcosa a qualcuno. Vabbè, non lo hanno fatto, peggio detto, per loro. È la ginnastica lo abbiamo fatto noi e siamo fieri di averlo fatto, veramente noi. E noi vi facciamo fare un applauso enorme, bravi. A Pove abbiamo scritto una grande pagina. E noi siamo stati con voi. Allora, tanto per dire, i controaltari ci sono sempre. Tra poco mandiamo la gara di San Lazzaro, siamo andati a Bologna, la telecronaca di Gianluca Giardini, anche là tanti si sono spesi. Io ricordo, ho lavorato in Rai qualche annetto. E nel ciclismo la Rai è sempre stata criticata a morte, ancora ai tempi del mio grande amico De Zan. Adriano De Zan diceva sempre che la mamma degli imbecilli era sempre incinta, prima ancora di Maurizio Costanzo. E il mondo del ciclismo si è sempre lamentata con la Rai perché non davano visibilità allo sport. Io credo di dare una raccomandazione a tutti coloro che pensano questo, che se abbiamo ancora uno spazio per il ciclocross anche piccolo, per le gare minori anche piccole, sono grazie alla Rai. Tra poco, se sputiamo anche là, Sky comprerà tutto e certo non comprerà. E poi tocca pagare l'abbonamento. Ma poi dopo euro. non mi fanno un'azione diciamo così di informazione per quanto riguarda i giovani. No, anche perché comunque è un servizio, quello a pagamento, che è intanto a pagamento e quindi non lo vedono tutti. Io ad esempio non ce l'ho, non lo vedo. Esatto. E io sono dell'idea che bisognerebbe, anzi, a parte che dietro molta gente secondo me parla e non sa dietro i costi che ci sono per ogni singola gara, anche per comprare
i diritti di certe gare, quindi ben venga internet, però anche lì non tutti hanno la banda larga, quindi non tutti riescono a vedere le gare in streaming anche quando ci sono, quindi al momento bisogna anche accontentarsi di quello che c'è e insomma anche l'anno scorso si è fatto vedere anche il ciclocross che negli ultimi anni aveva perso un po', quindi... Allora, andiamo a San Lazzaro di Savena e vicino a Bologna, una gara splendida da vedere grazie a Gianluca Giardini. Centro Servizi Autofficina Sandri, specializzati in autodiagnosi elettronica a filoscopio per accensione, con tecnici specializzati e attrezzature d'avanguardia. È in grado di offrire servizi per il mantenimento dei perfetti livelli di sicurezza e di funzionalità del vostro autoveicolo. Autofficina Sandri la trovi a Belvedere di Tezze sul Brenta. Centro Revisioni Autofficina Sandri, la puoi trovare anche a Bassano del Grappa in via Schio 5, laterale di via Pecori Giraldi. Epoca, prodotti certificati per la casa, l'industria, il giardinaggio e l'agricoltura. Epoca, diamo vita alla tua vita. I radiocomandi Ren Device sono progettati con elettronica digitale di ultima generazione, a basso consumo ed altissima affidabilità nel tempo anche in caso di urti o cadute accidentali. Ren Device, i controlli di sicurezza, sono affidati a microprocessori in costante comparazione reciproca, codice univoco di codifica e sofisticati controlli digitali dei dati trasmessi, con protocolli di trasmissioni brevettate che conferiscono al radiocomando una sicurezza superiore alle più severe normative internazionali. I radiocomandi Ren Device sono insuperati per design ed ergonomicità. Ren Device, radiocomandi industriali utilizzati per gru, carroponti, mezzi idraulici e cingolati, automazioni di ogni genere. Ren Device, impulsi d'autore. FIS, porte basculanti, chiusure sezionali, serrande, cancelli estensibili, chiusure tagliafuoco. FIS, la qualità e le eccellenze di un marchio prestigioso. FIS, una stretta di mano che dura da 40 anni, in via Campagna 164 a Galliera Veneta. Buonasera a tutti gli appassionati di ciclismo, siamo con le immagini al Giro della Valle di Zena e Idice, corsa ciclistica su strada per la categoria juniores, domenica 1 settembre, gara valida anche come trofeo Oscar Tuttobici, secondo Memorial Liliano Mordini e primo Memorial Mauro Zuffa, detto Piccio, immagini che provengono dalla partenza. Gara organizzata dalla Società Ciclistica San Lazzaro in collaborazione con la Work Service, e qui vediamo intanto Marco Mordini, figlio di Liliano Mordini, alla quale è dedicata questa corsa. In cabina di commento con me Gianluca Giardini. Ciao Gianluca, una gara che tu senti particolarmente perché è una gara che già al secondo anno, un lotto di patenti importante, ma soprattutto è praticamente a 2 chilometri da San Lazzaro, la tua città. Sì, quest'anno addirittura la partenza è stata effettuata da Piazza Brace, che è la piazza principale, la piazza del comune. La Società Ciclistica San Lazzaro è quella dove io sono cresciuto, dove ho gareggiato da bambino e dove sono tuttora tesserato come motostaffetta. Questo è il nostro sindaco Marco Macciantelli, che si intrattiene con i nostri dirigenti, e abbiamo visto qualcuna delle squadre presenti, qui la Sidermec col campione regionale San Paoli, una delle squadre più importanti, ma non solo, anche la nazionale slovena col campione sloveno Novak, qui l'Unione Sportiva Ciclistica Val di Non con Tomio Bottura, qui Zumerle e Rupiani, 2 probabili azzurri, e qui l'idolo di casa Lorenzo Fortunato. Lorenzo Fortunato che l'anno scorso correva nella San Lazzaro, Società Ciclistica San Lazzaro categoria allievi, quest'anno è passato juniores di primo anno e corre proprio nella Work Service, società molto forte, una delle migliori società probabilmente in Italia per quanto riguarda la categoria juniores. Tra poco viene dato il via ufficioso perché c'è un breve trasferimento, poi inizia questo percorso, un percorso che è molto interessante perché si snoda nelle vallate che proprio sono nelle vicinanze di San Lazzaro. Adesso i corridori
prima della partenza ufficiale alcuni corridori con in primis ovviamente Marco Mordini andranno a depositare i fiori nella tomba di Liliano Mordini, il papà di Marco, il quale tiene molto a questa corsa e ci teneva molto l'anno scorso per quanto riguarda la prima edizione nell'organizzare una gara in memoria del suo papà. Sì, infatti l'anno scorso mancò all'improvviso, proprio sorprese tutti, se n'è andato troppo presto, assieme agli amici della SC San Lazzaro si è deciso di ricordarlo in questa maniera, la famiglia, abbiamo visto tra l'altro la moglie, la figlia, il figlio, la nipotina e la fidanzata di Marco, tutti molto contenti di questo modo di commemorare il papà, che è stato, oltre che il genitore di un bravissimo corridore come Marco Mordini, era soprattutto un attivista della società. Tutti i suoi amici hanno voluto stargli vicino anche adesso che non c'è più, e crediamo di aver fatto una cosa gradita a lui. Si è cercato anche di fare le cose in grande, perché le società non sono solo quelle che abbiamo menzionato, ma 120 corridori al via e Rino De Candido a osservare alcuni probabili azzurri. Sì, percorso molto tecnico, due valli praticamente con la traversata, quella a monte prevede la salita di Quinzano, 6 km con una pendenza media vicino al 4%, perché a metà c'è un lungo falsopiano che abbassa la media, la discesa invece è molto più ripida e tecnica per evitare l'intromissione nella statale molto pericolosa. Si è pensato di fare una variante, la camionale costruita per l'alta velocità, più difficile dal punto di vista tecnico ma senza pericoli di automobili. Si è fatto questa scelta per poter lavorare in sicurezza. Dopo una sgroppata di una ventina di chilometri in fondovalle in discesa si arriva ai piedi di Castel de Britti, un falsopiano di 500 metri, poi ci si intromette nel circuito finale che dovranno poi percorrere alla fine, uno strappo di 800 metri molto difficile, con i primi 600 una pendenza vicino al 10% e gli ultimi 200 metri un vero muro al 18%, molto breve, discesa extra tecnica, la vedremo poi nelle immagini. Poi successivamente, intanto questo è il primo passaggio da Castel de Britti, qui siamo praticamente a 200 metri dall'arrivo, pendenza del 10%, il campione sloveno Novak, vedete, va a transitare dal traguardo, ma il Gran Premio della Montagna è 300 metri più avanti, infatti qui è l'inizio del muro, il tratto più difficile. Quando svolterà a sinistra inizierà il falsopiano con una pendenza più dolce. Abbiamo visto Rino De Candido vicino alla balaustra osservare i corridori stranieri, ma soprattutto quelli italiani, sono diversi gli azzurrabili in gara oggi, e la discesa è difficile, molto tecnica, dopo essere passati tra l'altro davanti a casa di Alberto Tomba, quindi speriamo che tanti anni dopo Alberto un altro campione venga a San Lazzaro, nella fattispecie a Castel di Britti. Qui siamo proprio quando la strada curva a sinistra al falsopiano finale, l'arco verde è quello del Gran Premio della Montagna, quindi Velasco Novak 1-1 nel conteggio di Gran Premio della Montagna. È importante perché ci sarà una ricca classifica che vedrà i primo, secondo e terzo di ogni passaggio delle 4 tornate accumulare 5, 3 e 1 punto. La classifica generale verrà poi discriminata dal primo classificato in caso di parità di punteggio, e questo è ciò che rimane dopo la prima salita di Quinzano e quella di Castel de Britti, quindi un gruppo notevolmente scremato. Dei 120 corridori alle via abbiamo visto non più di 70-80, e qui il presidente dell'SC San Lazzaro, Marco Fortunato, con lo scooter, un po' di servizio e un po' da tifoso quest'oggi. Intanto questo è l'attacco della salita di Quinzano, qui finisce la Valle di Zena, girando a destra la salita di Barbarolo, a sinistra quella di Quinzano che percorreranno i ragazzi. Vedete, il gruppo si è assottigliato, è chiara l'intenzione della Work Service di lavorare in funzione soprattutto del padrone di casa Lorenzo Fortunato. Qui vediamo Francesco Bartolini, il forte passista, lui che è di Cattolica, della squadra appunto romagnola, 2 vittorie per lui nel 2013, quindi un Bartolini che sicuramente può fare bene in questa corsa, in questo percorso, perché non è troppo duro per un passista, ma non è neanche probabilmente una corsa da
scalatori puri. Quindi è una gara molto interessante. Intanto si sta alzando il vento nel percorso in direzione arrivo, il vento è contrario e iniziano già le prime scaramucce. E questo è un corridore che non va lasciato andare, perché Daniel Rupiani della Assali Stefen è un noto cronoman, infatti Simone Velasco lo va a francobollare subito. Chiara l'intenzione degli uomini della Work Service di marcare i corridori più forti per permettere a Lorenzo Fortunato di non spendere energie inutili lontano dal traguardo, anche perché dopo il secondo giro Quinzano-Castel di Britti si percorrerà un breve anello di 7 km che vedrà appunto la seconda salita fino alla vetta di Castel di Britti e poi nell'ultimo passaggio diciamo 3/4 di salita con l'arrivo al piazzale dove abbiamo visto prima transitare Novak per primo. E intanto cominciano gli attacchi e Giulio Branchini del Team Nial Nizzoli con a ruota Novak che fa l'andatura, un assaggio in questo tratto di falsopiano. Siamo ancora in una fase interlocutoria e questo qui con il numero 97 è Giacomo Lazzaro, il corridore che l'anno scorso si classificò secondo. Intanto contropiede del campione regionale San Paoli della Sidermec. E subito a ruota si piazza Simone Velasco, il compagno di squadra di Lorenzo Fortunato. Non fa una piega questa tattica, insomma una work service che sta lavorando, ma anche corridori adatti per poter tenere un po' chiusa la corsa e cercare di far scatenare poi il capitano di oggi, Lorenzo Fortunato, lui che è un primo anno perché l'anno scorso vinse questa gara ma era per la categoria allievi e quindi un atleta veramente forte. Nel 2012 ha vinto un sacco di corse, con quest'anno già 4 vittorie nella categoria juniores, ma un atleta che da allievo ha vinto veramente tante gare con la maglia della San Lazzaro. Adesso corre praticamente in casa. Intanto qui con il 114 Giovanni Carboni della Spendolini Gemmi Team, altro atleta da tenere d'occhio. Insomma adesso ci sono una serie di atleti che non vanno lasciati andare, o quantomeno bisogna essere con loro. Tra questi c'è anche Vigilante con il numero 59, Antonio Vigilante della Sidermec Fratelli Vitali, lui che ha fatto già un sopralluogo con il De Candido con la maglia azzurra proprio nel percorso dei mondiali, quindi è uno di quegli atleti in odor di maglia e di nazionale. Oggi De Candido ovviamente cercherà di controllare anche lui. E assieme a lui c'erano Velasco, Fortunato, Carboni, un altro probabile azzurro. Intanto Lorenzo Fortunato va all'attacco. Siamo nel falsopiano che intervalla i 2 tratti di salita. A questo punto inizia un falsopiano al 4-5% di 300 metri, poi il chilometro e mezzo più difficile. Intanto abbiamo visto Rucigai fare cenno a Lorenzo Fortunato di andare all'attacco. Lorenzo non si tira sicuramente indietro, sa che in questo falsopiano non è possibile fare una grandissima differenza. Fra 300-400 metri inizierà il tratto più difficile. Vedete, il gruppo si è notevolmente assottigliato. Carboni si mantiene tra le prime posizioni. In terza posizione abbiamo notato Bartolini, possente passista che su queste salite pedalabili si difende alla grande, un po' meno con le pendenze che troverà poi sullo strappo di Castel di Britti. Adesso contropiede nuovamente il corridore della Assali Stefen che va all'attacco, una squadra che oggi vede solo 3 corridori in forza, oltre a Daniel Rupiani, Gellere e Zumerle. Sono 3 ragazzi che vanno tutti e 3 molto bene in salita. Rupiani in particolar modo molto forte anche a cronometro. Vigilante, quindi un altro pezzo da 90 che va a riprendere il tentativo, e qui inizia il tratto più difficile della salita, 7% per circa 1 chilometro e mezzo, breve discesa ripida di 500 metri, ultimi 300-400 metri che portano al GPM. Vedete, l'andatura diminuisce, gioco forza, ma Vigilante non si cura, si volta indietro, controlla la situazione e il gruppo inizia a scremarsi. Vigilante che quest'anno ha già vinto 3 corse, atleta che è in odor di maglia azzurra, come abbiamo già detto, un atleta che va molto forte in salita, a differenza del suo compagno di squadra. Scompensano le mancanze l'un dell'altro, perché Bartolini è un ottimo passista, soffre un po' di più nelle salite ripide, mentre Vigilante in questo tratto, che è il più impegnativo, ovviamente cerca di fare la differenza, e Lorenzo Fortunato non se lo lascia certo scappare. Lui che sa che l'atleta della Sidermec può fare la differenza, si piazza subito a ruota. Lorenzo Fortunato, ricordiamo che quest'anno ha già vinto 4 corse, ma è un atleta del primo anno.
quinto classificato ai campionati europei, quindi una stagione ottima la sua. Vigilante è piazzato sesto al campionato italiano dopo aver, secondo me, regalato diverse posizioni grazie a una condotta di gara a dir poco discutibile. Ricordo Massimo Belletti, uno dei dirigenti, il papà di Manuel, imbestialito durante la corsa e anche alla fine per come ha sprecato energie tutta la gara. Nonostante tutto è riuscito a piazzarsi, non ha potuto comunque lottare per la vittoria. Intanto vediamo con il numero 123 un corridore veneto della Postumea, si tratta di Marco Rigon, con Bedeschi, il romagnolo che corre per la Calderara STM, numero 79, un quartetto al comando. Siamo nel tratto più difficile, vedete molto agile Lorenzo Fortunato, corridore del primo anno, così come Bedeschi, anche lui corridore del primo anno. Vigilante un rapporto più lungo, pedalata più da secondo anno, lo vedete, a differenza anche qui tra Vigilante e Bedeschi si nota la differente postura, infatti tra 17 e 18 anni è un'età in cui si riesce a maturare abbastanza. In questo momento siamo praticamente al culmine della salita, quando scollineranno avranno 500 metri di discesa e poi gli ultimi 500 metri facili che porteranno al Gran Premio della Montagna. Questo è il tratto più difficile, vedete hanno scavato un piccolo varco i quattro che abbiamo detto, Rigon, Fortunato, Bedeschi e Vigilante. Il gruppo in questo tratto di discesa sta recuperando, vediamo Carboni, ci pare di vedere che si preoccupa di andare a recuperare, poi dopo Velasco in funzione di stopper. Ottima fino a questo momento la tattica programmata dal direttore sportivo della Work Service Marco Gemin. Siamo a Quinzano, ultima curva, ultimi 200 metri, Velasco sprinta di nuovo con Vigilante e Novak, si volta, niente da fare per gli altri, troppo scattante, troppo veloce per loro Simone Velasco. Vigilante in seconda posizione, Novak in terza. Si deciderà tutto per il Gran Premio della Montagna nell'ultima tornata da Casteldebritti. Questo è il gruppo, lo vedete decisamente allungato e anche decisamente scremato, sono non più di 25 corridori. È classico quando si va in discesa, in ultima posizione il campione regionale San Paoli, decisamente poco portato per questo esercizio. 5 uomini in fuga, meglio dire Francesco Bartolini della Sidermec Fratelli Vitali con 20 secondi di vantaggio su un quartetto, Vigilante, Rucigai, Fortunato e Bedeschi, e vedete che stanno girando praticamente in tre, perché Vigilante è compagno di squadra del battistrada. Il gruppo ha un minuto, quindi sta perdendo terreno, e qui siamo sul penultimo strappo, penultimo passaggio su Casteldebritti. Vedete l'andatura differente rispetto a prima, ovviamente. Qui siamo al 10%, gli ultimi 200 metri sono molto difficili, siamo praticamente al traguardo. Quando taglierà la linea mancheranno 7 km all'arrivo, suono della campana per Bartolini, il suo vantaggio che è arrivato a essere sopra i 30 secondi all'imbocco del circuito sta diminuendo. Intanto ai bordi della strada si sta radunando parecchia gente, molto pubblico era sulla salita di Quinzano, si stanno dirigendo tutti sul circuito di Casteldebritti, dal primo metro all'ultimo della salita è disseminato di corridori. Vedete, questo è il tratto difficile al 18% e lo si vede, si pianta Bartolini, è un passista, non è uno scalatore, deve riuscire a tenere questi 200 metri, sono fondamentali, vedete che piccona la bicicletta, quasi si impenna, difficilissima questa impresa. Alle sue spalle Fortunato e Bedeschi stanno spingendo come forsennati, Rucigai tiene e Vigilante vigila, manco a dirlo, il suo nome obbligato. Intanto Massimo Belletti che fa il tifo, vedete l'emozione per un grande appassionato. Massimo ha incoraggiato a più non posso altri dirigenti della Sidermec, quando curverà a sinistra cambierà la pendenza e sarà più terreno per Bartolini. 100 metri all'ultimo Gran Premio della Montagna, quando scollinerà avrà poco più di 6 km con solo gli ultimi 700 metri di salita, e vedete alle sue spalle ancora non si vede nessuno. Curva a sinistra, siamo in pianura, tornante in pianura a destra, a questo punto mancano praticamente 5 km all'arrivo ed ecco il cartello che lo certifica. In fondo alla discesa un vantaggio di una quindicina di secondi poteva anche far sperare in un ricongiungimento, ma vediamo i 3 inseguitori con Vigilante a rimorchio. Vedete emblematica l'espressione del corridore sloveno Rucigai, anche quella di Bedeschi. Hanno Bartolini a 300 metri, invece di guardare avanti e capire in queste curve come poter fare per recuperarlo, guardano indietro quando mancano 3 km all'arrivo e si preoccupano del sesto corridore e non del primo. Questo è un segnale evidente. Ultimi 3.000 metri, 2.400 in pianura, 600 difficilissimi, ma nonostante la possibilità di Vigilante e Fortunato di effettuare una lunga volata,
più di 10-15 secondi non è obiettivamente possibile recuperare, quindi in questo tratto devono fare la differenza, ma sembra che la differenza al contrario la faccia Francesco Bartolini. Difatti sta guadagnando sul quartetto, anzi sul terzetto, perché Vigilante praticamente non sta tirando, anche Rucigai, l'atleta sloveno, non riesce comunque a macinare il rapporto, vedete sono praticamente fermi, il gruppo dietro ovviamente è impossibilitato a rientrare sul quartetto, però sta guadagnando, ma la corsa era chiusa praticamente in 40 secondi, Lorenzo Fortunato, l'atleta di casa, cerca di reagire in qualche modo, ma onestamente a me pare che nessuno abbia le energie necessarie per andare a prendere un ottimo passista come Francesco Bartolini. C'è da dire che Bartolini è andato via a 4 km dalla penultima ascesa di Castel de Britti in pianura, ma con il vento in faccia, quindi ha fatto veramente una grandissima azione di potenza, con Vigilante che si mantiene alla ruota di Lorenzo Fortunato. Si stanno dando i cambi, ma mi sembra veramente, come hai detto tu Gianluca, si stanno guardando un po' troppo in faccia. Francesco Bartolini è là, si vede l'ammiraglia, ma praticamente ha 40 secondi di vantaggio quando mancano 2 chilometri all'arrivo. Vedeschi fa il possibile, bravo il corridore del primo anno, scalatore, lo vedete dal fisico, non potrebbe essere altrimenti, più potente Fortunato assieme così a Rucigai, ma il passo qui tra l'altro falso piano in leggerissima salita, ma vento favorevole, cambi troppo corti, 70-80 metri e poi cambiano, ci sembra evidente che stanno tutti pensando alla volata per il secondo posto, mentre Vigilante se la gode perché mal che vada sprinterà per il secondo posto, ma al primo molto probabilmente Bartolini, quando mancano 1000 metri all'arrivo, ha tutte le possibilità con 45 secondi di vantaggio di andare a conquistare questa seconda edizione del Memorial Liliano Mordini, quest'anno valevole anche come Memorial Mauro Zuffa, Giro delle Valli di Zena ed Idice, corsa inserita nel calendario del trofeo Oscar di Tutto Bici, e qui vediamo l'arco giallo che delinea l'inizio vero della salita. Abbiamo 200 metri al 4-5%, svolta a sinistra e sarà minimo l'8%, ma tratti anche al 12%. Ma Bartolini, vedete, da passista prepotente qual è, mantiene la concentrazione, spinge come un forsennato, non ne ha più ma non molla, spinge, sa che con 45 secondi a meno di un crollo la corsa è la sua, si gira, ha controllato, nessuno ancora ha curvato, alle sue spalle Vigilante fa buona guardia, vediamo la curva a sinistra, qui la salita diventa dura, sono gli ultimi 400 metri veramente difficili, ultimi 400 metri tra Bartolini e la gloria. Dietro però mi sembra che non ne abbiano per provare un'azione in 400 metri, andare sotto al corridore della Sidermec Fratelli Vitali, anche perché non si vedono ancora sbucare i 4 dalla curva. Ricordiamo che siamo in salita, quindi è un buon vantaggio. Francesco Bartolini, che come hai detto tu va su di potenza, va su di cattiveria, proprio spinge sul rapporto, sulla bicicletta. Qui siamo in un tratto al 18%, quindi uno dei tratti più duri proprio della salita, e vedete Bartolini praticamente sta spingendo con ogni parte del corpo, si gira, vuole essere sicuro. Gianluca Maffi, il suo direttore sportivo, proprio sulla destra, avete visto che ha atteso il suo corridore, 200 metri all'arrivo. Qui si stanno giocando anche la maglia azzurra, e Massimo Belletti, dirigente della Sidermec Fratelli Vitali, continua a dare acqua a 180 metri dall'arrivo. Questo è sintomo proprio di nervosismo e di tenere proprio a questa corsa, e Bartolini va a ottenere una grandissima vittoria, il pubblico che inizia già dai piedi della salita, quindi grande successo possiamo dire per questa corsa, però grande successo per questa atleta della Sidermec Fratelli Vitali. Qui spiana leggermente e va a ottenere la sua terza vittoria stagionale. Ultimi 100 metri per conquistare il secondo Memorial Liliano Mordini a Castel di Britti. La gara organizzata dall'SC San Lazzaro avrebbe voluto vedere il proprio pupillo di casa primeggiare, ma a braccia alzate il campione romagnolo Bartolini va a vincere a braccia alzate una vittoria strameritata. Abbiamo visto il direttore di corsa Franco Chini. Qui intanto a 50 secondi la volata senza storia per il secondo posto, con un tristissimo Lorenzo Fortunato che ha scosso la testa. Vigilante buon terzo, quarto il corridore sloveno Rucigai. Sono passati esattamente 53 secondi da quando Francesco Bartolini ha tagliato la linea d'arrivo. Bravissimo in quinta posizione Filippo Bedeschi della Calderara STM, un ottimo piazzamento il suo, un vincitore direi senza storia. Intanto sul cronometro 1 minuto e 45, bravissimo
grandissimo Giacomo Ziglio della Villa Dose. Angelo Gomme va a conquistare un'onorevole sesta posizione, mentre a una decina di secondi, poco più indietro, il campione regionale della Sidermec, sempre Simone Sampaoli, va a completare il successo di squadra con una settima posizione. Poi abbiamo visto arrivare Rigon, Rupiani e Velasco, che batte Novak, il campione nazionale sloveno. E una gara vinta da un passista, quindi non era, come molti dicevano, troppo dura, era una gara aperta a tutti. Infatti l'ha vinta un passista, seppur fortissimo. Questo è il replay dell'arrivo, ma andiamo a sentire il vincitore. Francesco Bartolini, una vittoria voluta, sei stato protagonista dell'attacco a 5 e poi il finale solitario. Sì, sapevo che dovevo anticiparlo lo strappo perché con Fortunato e il mio compagno di vigilante avevo poche speranze. Così ho provato a anticipare, nessuno è venuto dietro, poi in pianura ho sfruttato le mie doti da passista, è andata bene. Dopo il primo strappo pensavo che non ce la facevo perché ero veramente affaticato, poi piano piano vedevo che dietro non c'era più nessuno e sono andato al traguardo da solo. Gli ultimi 300 metri veramente impegnativi, eh? Sì, e poi soprattutto l'ultimo passaggio veramente non venivo più su. Infatti guardavo sempre dietro, però vedevo che non c'era nessuno e ce l'ho fatta. Lorenzo Fortunato, il padrone di casa, non sei riuscito a bissare il successo dell'anno scorso. Sono stati bravi comunque i tuoi avversari? Sì, complimenti, sono andati bene, mi hanno preso in mezzo sul finale, complimenti a loro, ecco. La tua forma sta crescendo in vista del mondiale, c'è De Candido a vederti oggi? Sì, c'ho l'Unigiana la prossima settimana e la condizione sale e speriamo di arrivare a puntino per il mondiale. Bene, da Castel dei Britti è tutto per la seconda edizione del Memorial Mordini, un grande vincitore, Bartolini, degnissimo, il padrone di casa Lorenzo Fortunato in seconda posizione e il compagno del vincitore, sempre Sidermec, vigilante, in terza posizione. Da Castel dei Britti è tutto, arrivederci alla terza edizione. Dai, cos'è questo spegnimento? Allora, ben rientrati in studio, bella gara, abbiamo visto un fortunato sfortunato a casa sua. Fortunato sfortunato. Un bel Bartolini che però non è convocato in nazionale, anche questo non l'ho capita, però insomma oramai le cose sono state fatte là. Adesso c'è il Giro della Lunigiana che è stato salvato, ci sono ancora alcune gare. E poi Firenze. E poi c'è Firenze. Tanto che parliamo di mondiali, cara sì. Elenia, io qua vedo una bella maglia. Io scorsa settimana ho denunciato il fatto che se il disastro in Austria fosse successo in Italia, noi scampati e liberati, perché le gare il giorno dopo non si sarebbero più fatte. Uno scandalo eccezionale. Invece qua cosa è successo? Qui è successo che ovviamente l'associazione dei giornalisti ha bloccato tutte le gare, quindi dopo la prima gara, che è quella che ho vinto io agli sprint, c'è stata nella seconda giornata questa grandissima tragedia durante la gara su strada dove è morto un nostro collega olandese, tra l'altro anche una persona, e questo ci tengo perché ho letto veramente di quelle castronate assurde, una persona che era abituata ad andare in bicicletta, una persona che faceva gare master in Olanda, e chi un po' ne sa, nel nord Europa i master tante volte corrono anche con i dilettanti, quindi non era uno così, insomma. È successo che noi come associazione, io sono entrata dentro l'associazione internazionale, rappresento l'Italia, abbiamo deciso ovviamente, e io davo per scontato, di annullare tutte le premiazioni, quindi io per scelta la maglia te l'ho portata per fartela vedere, ma non la indosso perché non voglio ricordare. E non l'hai neanche indossata lì? E non l'ho neanche indossata lì, come me e tutti gli altri miei colleghi, e abbiamo poi ovviamente annullato la terza giornata di gare, che era quella dedicata alla prova cronometro. E il problema, e quello che mi ha fatto un po' sgomento, è stato che noi eravamo ospitati all'interno di una manifestazione internazionale per cicloamatori e le gare sono continuate senza nulla fosse fino a questa settimana. Tra l'altro anche dopo il minuto di silenzio che abbiamo fatto il giorno del decesso di questo nostro collega, dopo 5 minuti hanno ricominciato le premiazioni con inni, musica, quant'altro. Devo veramente ringraziare alcuni cicloamatori italiani che non si sono prestati a questo teatrino che secondo me era veramente osceno e sono rimasti giù, hanno lasciato lì le coppe e quant'altro, insomma. Il giorno dopo pioveva,
con una strada ancora sporca di sangue, comunque una persona ci ha lasciato la vita, una persona che aveva 2 bambini e una moglie, le gare sono andate avanti come se nulla fosse. Ma il percorso non era... Il percorso è stato appurato dopo che non era chiuso al traffico, non è stato, adesso ci sono molte indagini in corso anche perché, ripeto, noi come associazione non sapevamo che era aperto al traffico, in quanto normalmente i nostri campionati mondiali, essendo sotto l'egida dell'UCI, hanno un percorso chiuso o almeno hanno delle motostaffette adeguate. Il problema lì è stato principalmente di mancanza di sicurezza piena, perché non puoi mettere dentro 2 gare in un parterre di gare quando nello stesso orario e nello stesso percorso partono altre 10 categorie, compresi i ragazzini, quindi compresi di bambini minorenni, avendo 5-10 motostaffette. Questo è successo in Austria. Non dobbiamo riderci noi, perché anche noi abbiamo le nostre, Cristian. Sì. Però voglio dire, ma anche lì, io faccio l'avvocato del diavolo, l'UCI dovrà rendere conto a se stessa e anche al mondo del ciclismo, ma il corridore a un certo punto può anche dire no, a queste condizioni io non ci vado. Ma mi meraviglia il fatto, perché comunque noi qua nel Triveneto siamo rimasti scossi, mi pare 2 anni fa, dalla morte di Thomas Casarotto, no? Certo. Diciamo che quella era stata una prima mazzata per noi, diciamo qua, che siamo nel ciclismo, dopo tanti anni che non è successo niente. Mi meraviglia ancora il fatto che questo fatto di Thomas non è stato ad esempio ad altre categorie minori, che siano materiali. Faccio un esempio, Nicola, proprio di ieri questa cosa, una macchina in una gara nel Bergamasco, senza, proprio contrariamente a tutti l'hanno bloccata, si è messa nel percorso e ha preso Giorgio Rossi. Sì. Campione italiano di ciclocross, campione italiano di mountain bike, a cui facciamo tantissimi auguri, perché questo ragazzino, se guardate le foto su Facebook, mi ha fatto venire i brividi, mi ha fatto rivivere... Fratello di Vania? No, non è un altro. È quello con i capelli rossi, che ha anche la mamma che corre. Certo. E mi ha fatto venire i brividi, perché mi ha fatto tornare indietro di una settimana, e il ragazzo è stato fortunato, però ha rischiato grosso. Ma quello che voglio dire io, si può, se io gioco al calcio e trovo in Serie A un campo di patate, non ci gioco. Ma infatti, il discorso è stato questo: noi abbiamo appurato quello che è successo durante la gara, quindi ovviamente quello che noi abbiamo potuto fare era, io mi sono accorta subito appena siamo partite che qua c'era qualcosa che non andava, che il traffico era aperto, e siamo sempre stati alla destra, abbiamo finito la gara, poi è successo quello che è successo, ok. Io il giorno dopo, anche se facevano le gare, non sarei partita. Quello che io mi chiedo è, c'è stato il morto, dicono che non era il primo anno, è successo anche 2 anni fa. Tutti quelli che hanno partecipato da lunedì a domenica questa, sapendo quello che era successo, perché poi insomma internet parla, è uscito su tutti i giornali, eccetera, perché? E io questo qua lo chiederei a degli estranei del ciclismo. Come la vedete voi questa cosa qua? Siamo un po' in chiusura. È una cosa assurda. No, parla pure tu, Federico. In effetti sì, sembra stranissimo. Poi sono anche zone dove magari si pensa che a volte la precisione, la puntualità sia molto superiore alla nostra, no? Invece noi parliamo bene dell'Austria quando si dice, ma lì le tasse sono il 22%, sì vabbè grazie. Poi ti accorgi magari che invece le nostre gare, le nostre organizzazioni sono magari fatte molto meglio, molto più puntuali, molto più attente su queste cose che mi sembrano effettivamente sì, c'è un po' di maleducazione da parte dell'utente della strada, che quando, ma poi questo benedetto articolo 9 non si è mai capito, secondo me ancora. È vero che c'è inizio corsa e fine corsa, quindi là non dovrebbe entrarci nessuno, però pochi lo conoscono e pochi fanno informazione, Orio, anche questo, tu da colonnello dell'esercito, degli alpini, le regole. La piccola corsa a Pove. Certo. Presidiare tutti gli incroci, avere la persona che sta lì attenta, perché basta che si distraga un attimo che può capitare l'incidente, quindi credo che a volte ci sia anche incoscienza in chi organizza. In Italia diciamo c'è tanta persecuzione, se succede qualcosa, indagini, inchieste, spesso ti vincolano a fare qualche attività. Forse lì non c'è stato altrettanto zelo e quindi a volte è come... Sì, ma non è che dobbiamo girare in Italia siamo anche, noi abbiamo dei problemini, Cristian, non è che facciamo tutte le gare, ho visto di quelle gare con 3 motostaffette, con 150 corridori. Basta vedere l'ultima foto che gira con la macchina che arriva con i corridori. Sì, abbiamo visto di quelle cose. Dai, adesso parliamo di ciclocross per gli ultimi minuti. Cristian, tu cosa ti auguri da atleta che praticherai il ciclocross? Ma sì, farò un po' per divertimento, comunque ho dirottato un ragazzino nella squadra di Baratin, Sportivi del Ponte. Ma ti auguri che vada in onda sto trofeo? Sì, diciamo che ero propositivo in questa cosa qua. Ci tengono gli atleti la maglia?
Sì, anche se non si capisce ancora se sarà sotto l'egida della FCI, se questo circuito Triveneto o no, sarà una cosa privata, comunque qualsiasi sia il modo qui. Ma noi chiamiamolo Di Rocco, chiediamo, perché anche quello di Torino, Piemonte e Lombardia cosa sarà? Non lo so, FC, quindi non vedo perché dopo 36 anni o 33 anni quanti sono. Comunque il tutto grazie a queste persone, ripeto, che ci lavorano dietro, a cui va tutti i miei complimenti, persone, sponsor. Tu cosa pensi? Io spero che partiamo, adesso lo sapremo fra poco. Il polso qual è secondo te? Il polso è che gli atleti lo vogliono il Trofeo Triveneto, perché io ero a Scorzè per la notturna 15 giorni fa e tutti i Legna pensavano, però purtroppo lei Legna non è il pozzo di scienza, quindi non so niente anch'io, aspettiamo, vediamo, io sono fiduciosa perché Giacomo Salvador insomma ci tiene. E io ho già dato la mia disponibilità per seguire l'ufficio stampa, quindi per me non c'è problema, io sono pronta a partire. Bene, allora Giacomo, cerca di tirarti su, se possiamo una mano, cerchiamo di darcela tutti insieme. Esatto. Anche perché non dobbiamo dimenticare mai che questa è una grande famiglia che si muove ogni domenica durante tutto l'inverno. Io penso, volevo dire a Pove del Grappa, facciamo un bel circuito di ciclocross a Pove tra gli ulivi, ma sarebbe una meraviglia, ma non è detta l'ultima parola che non quest'inverno, il prossimo potrebbe essere. La presentatrice ce l'abbiamo. Beh sì, è che è presentatrice, non mi vogliono a me col ciclocross, vogliono a lei, ma ha capito che scienza, fategli un applauso per sta ragazza. Bene amici di Stessi, siamo proprio in chiusura. Ilenia, io ti aspetto ancora quando vuoi, grazie per la tua puntuale diagnosi di questa che è stata veramente qualcosa che ha toccato un po' tutti quanti gli sportivi. Grazie anche a Federico Bertoncello, assessore allo sport. Preparati, il prossimo anno d'inverno facciamo una tappa del ciclocross. Orio Vocellin, grazie per essere con noi. Poi questo è un augurio anche che possiate continuare un altro quinquennio politico. E grazie all'omaggio a Tona. Quello ci mancherebbe, è stato un dovere. Allora Cristian, ci vediamo nelle strade del ciclocross in qualche maniera. Sì, indubbiamente. Indubbiamente. Amici di Sketch, per questa puntata è proprio tutto. Per chi avesse la compiacenza e il piacere di seguirci con O Bianco o Nero, lunedì alle ore 20:30, sempre sull'emittente che ci state seguendo in questo momento. Buonasera a tutti, un applauso, grazie. Ciao Lenia, sei bellissimo.